Salve Lox ragazzi e bentornati o benvenuti su Useless Video Gamer Italia. Qui con voi come sempre c'è Mike94 e finalmente siamo ritornati su Domenica Minecraft. Mi sono già dimenticato dove dovevamo andare, però visto che mi sono messo a dormire qui, credo qua giù, anche se vedo già delle luci. Oggi partiamo a bomba senza convenevoli, anche perché sinceramente già mi sono dimenticato dove dovevamo andare. L'unica cosa che mi ricordo è che... Ah, ecco qua forse. C'era parecchio da esplorare. Ok. Faccio una scaletta qua perché sennò ci sfracelliamo. Ok. Un secondo che abbasso anche la musica perché... ho controllato il video precedente ed era un po' troppo incasinato per i miei gusti. Noi cerchiamo sempre di fare di trovare diciamo un settaggio volume decente, lineare, pulito, anche se molto spesso non è possibile, però comunque abbiamo trovato del carbonazzo. Io credo che non in questa puntata, perché ora ci troviamo qua e continuiamo a vederla, ma credo che nella prossima puntata ci converrebbe forse ritornare a casa, perché sennò tutto quello che abbiamo preso potremmo rischiare appunto di perderlo. Ecco qua, ecco, preso il carbonazzo. Ok, andiamo di qua. Là c'è parecchio ferro, che schifo non fa. Che poi io qua ho fatto le scalette, diciamo. Però come già vi ho detto, io cercherò di andare... Oh cacchio. Ecco, ovviamente ce lo prendiamo dritto in faccia. Quello, come ho detto anche l'altra volta, cercherò di salire scavando, perché credo che oramai ritrovare la strada sarà molto difficile. Al massimo ci proviamo, però non vi assicuro niente. Uno zombie. Vabbè, oh, ma che è qua? Ho dell'oro, buono così. Aia. Morite, bastardi. Ma vaffanculen. Sì. Vabbè, dell'oro. Uno solo? No, due. Meglio di niente, no? Solo due? E mi sa che però se c'è dell'oro significa... Perché non me lo prendi? Ecco qua. Se c'è dell'oro può essere che a breve ci saranno anche diamanti. Tanto io continuo a prendere un po' di carbone. Il ferro ce ne abbiamo qua 11, quindi... Là non l'abbiamo nemmeno preso. Che cava di nulla. Ecco qua. Ecco qua la lava. Quello che mi devo ricordare quando ritorniamo in superficie è anche farmi un secchio, perché ci serve un secchio con l'acqua appunto per la lava. Io non ci avevo proprio... Che cazzo è successo? Non ci avevo proprio pensato, e invece ora ci ho pensato e lo dobbiamo fare, perché sennò ci ritroviamo senza nulla. Cioè se... Ma che cacchio, quanti pipistrelli ci stanno? Se cadiamo nella lava sono bei danni. Tanto ci sta parecchio carbone qui. E stavo anche pensando prima di... Madonna, mi sono fatto sotto dalla paura. Ecco, vedete il mio coraggio. Stavo pensando di buttare determinate cose nella lava, quelle che non ci servono. Ecco qua. Dobbiamo sfruttare la lava. Ad esempio, le ossa ci potrebbero servire, fili pure. Ovviamente l'ho mancato. No, non vuole bruciarsi. Allora devo fare così. Ok. Che altro possiamo bruciare? Il fiore. Brucia. Poi... Ma perché questo non li ho messi? Boh. Vabbè.
Poi che altro no, le zucche ci possono servire. Il pietrisco. No, il pietrisco ci potrebbe sempre servire per quando dobbiamo salire. Il fiore rosso. E poi che altro possiamo bruciare? Ma mi sa proprio più niente. Semmai questo 23 di pietrisco. Ma non credo che l'ha bruciato. O forse sì. Sì, vabbè, evitiamoci di prendere il cervello. E prendiamoci di nuovo il piccone. Anzi, addirittura... Ah no, ce n'è un altro. Pensavo che stavo finendo i picconi. Qua avevo sentito un altro zombie. Sì, zombie, ho detto giusto. Stavo pensando ai vampiri, non so perché. Comunque, ho preso anche il cervello, vabbè, non fa niente. Semmai poi lo buttiamo. Ributtiamo. Tanto ricontrollo sempre se sto registrando perché ho stoppato più di una volta. Dovete sapere che ho un cane che appena inizio a registrare mi apre la porta. E sì, è capace di aprire le porte di casa e quindi... Oh cacchio, non zombie. E quindi ovviamente mi viene a disturbare. Cioè, oddio, non disturbare. Oh, ma quanti ne sono? Sono morto, sono morto. No, che culo. Mamma mia, quanti ne sono. Oggi è proprio la giornata del panico. Mamma mia. Vabbè. Io credo che a brevissimo proprio, cioè ripeto, nella prossima puntata assolutamente dobbiamo ritornare su. Perché se no qua veramente ci lasciamo le penne. Ed è un peccato perché poi non è facile ritrovarsela sta grotta. E soprattutto trovare il punto dove siamo morti. Quindi assolutamente ora mi prendo tutte queste provviste qui, il carbone, il ferro che trovo. Poi avevamo visto anche dell'oro. A volte l'oro porta anche diamanti, forse, in teoria. Quindi vediamo un po' se troviamo qualcosa o meno. Ok, qua no. Qua no. Saltiamo, 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 saltiamo. Ok, grande così. E secondo me ci converrebbe anche andare poi nella parte... Oh cacchio. Guardate, però faccio così, guarda. Cioè, onde evitare disastri ambientali. Faccio questo. Non si vede una ceppa così. Però almeno mi evito... almeno mi evito lo scontro a fuoco con questo. Che mi pare che in teoria la cosa con la zucca... Però non si vede davvero niente. Ciao! Perché mi guardi? È bellino. Aspettate, andiamo di qua. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Sì, io credo che ci sia... sale sopra. Lo levo perché è alquanto fastidioso. Fa che non mi ha visto. Fa che non mi ha visto. Vado in retromarcia. Voglio andare un attimo dove sta la lava. Prima di salire lì. Per vedere se c'è qualcosa. Ah, qui c'è del ferro. Certo con la zucca non si vede proprio niente. Là c'è un cubotto di ferro. Anzi ce ne stanno due. E allora quasi quasi un po' me ne salgo per prenderli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ancora un altro. Non me lo riesce a prendere. Sì, grandioso. Certo abbiamo preso parecchio ferro oggi. Ancora. Là c'è anche del carbonazzo che sì, stavo prendendo quando poi sono andato un attimo di là. Ok. C'è parecchia roba qua. Ma no, lì è chiuso insomma. Vabbè, allora posso salire da quella parte e vediamo se c'è qualcosa. Io speravo in carboni, qualcosa di... carboni. Diamanti, qualcosa di sostanzioso. Tanto oggi faccio una puntatina un po' più lunga perché mi pare che le scorse ho fatte un po' più brevi. Poi queste pure che mi sbaglio, Ok. Anche che a questo punto sono anch'io curioso di vedere che ci sta là all'interno. Ecco qua. Prese, prese. Tutto a posto.
Bene così. Ora... Ah, là c'è ancora del ferro ancora. Ma qui che cosa... Cioè qua non l'abbiamo ancora visto. Oh madonna. E allora mi sa che la chiudiamo qui la puntata. Cioè a breve la puntata. E... No vabbè, andiamo un altro po' avanti perché sennò... Perché io ho detto che la prossima vogliamo tornare a casa. In teoria vorrei tornare a casa. Quanta roba che c'è. Più che altro il ferro, un sacco di ferro. Che ci è sempre utile, perché a questo punto con tutto il ferro che abbiamo possiamo fare materiali interamente di ferro. E sti cazzi della roccia. Continuiamo un po' a prendere il carbono. Arriviamo semmai a 64 di là e poi ci bastano. Lì ci sta zombie, creeper. Là c'è della luce. Dai, io mangio prima un attimo. E scendiamo giù e vediamo di combattere sti bastardi. Venite, venite, dai. Perché non esplodi? Grazie. Grazie creeper, ti voglio bene. Io là pensavo che ci fosse una via di uscita, invece vedo che c'è della lava. Là c'è un altro creeper. Intanto scavo un attimo. Là c'è un altro creeper. Sto finendo anche le torce. Vabbè, ma ce le facciamo ovviamente. No, qua devo scavare per forza. Minchia, qui è parecchio lunga la cosa. Però non vedo nulla. Cioè, per il momento abbiamo visto... Ah, là del ferro. Credo ferro. Ah, è finita qua? Bene. Siamo quasi scesi inutilmente. Che cacchio è stato? Ah, sono stato io col piccone. Intelligenza sopraffina. Ok, ok. Io direi ora di salutarci quasi e di, anche perché sta iniziando a laggare il gioco, e poi di vedere la prossima volta quella parte. Là c'è un creeper, anzi fammi chiudere qua perché sennò so dolori. Ecco qua. Ecco. Chiudiamoci qua. Andiamo, mettiamoci anche il letto. Credo che si sia fatta notte, no? Sì, ecco appunto ci addormentiamo e nella prossima puntata andiamo a vedere l'altra parte e poi cerchiamo di risalire fino a sopra. E come sempre vi invito a condividere il video, questo per farci crescere sempre di più, di mettere mi piace, di iscrivervi se non siete iscritti ovviamente e di commentare dandomi dei consigli su cosa fare dopo la salita dalla miniera. Come sempre un saluto da Useless Video Gamer Italia e da Mike94. Ciao ragazzi!